Ciao a tutti, come al solito continuiamo a parlare di giardini e di prati, ma nello specifico vogliamo parlare di erba e in momenti di criticità. Se dovesse succedere che ci sono delle precipitazioni copiose per lungo tempo e non riesco a tagliare anche per 2 settimane nel mio giardino, come faccio che ho l'erba molto alta? Quali rischi corro? Per rispondere a questo ho chiamato il mio amico Riccardo della GeoGreen, che è uno dei massimi esperti nel settore. Beh, dovete sapere che il prato non sopporta granché, chiamiamolo l'allagamento, ovvero il ristagno superficiale, e quindi c'è bisogno di farlo andare via, di farlo defluire in ogni modo possibile. Intanto fermiamo ovviamente gli impianti di irrigazione se non l'abbiamo già fatto. Dopodiché speriamo che il nostro terreno sia sufficientemente drenante, cioè capace di far defluire anche in profondità le acque che si sono accumulate in superficie. E per ultimo aspetto, come estrema ratio di quello che proprio possiamo fare noi, è operare con anche semplici forconi, se non con macchine un pochino più sofisticate, per creare dei fori nel tappeto erboso, in modo tale che l'acqua, magari concentratasi in superficie, possa andare un pochino più in profondità e poi lì trovare le sue strade. Quindi se ho nel prato qualche zona, qualche chiazza dove vedo ci sono dei ristagni, posso farlo manualmente. Questa manualità che si chiama forconatura, questa operazione manuale che si chiama forconatura, è interessante perché proprio intanto fa bene al nostro fisico, certo, perché mette in moto dei muscoli certo, a cui non siamo più abituati, no? Ed è un'operazione che fa assolutamente bene al prato, anche se non in queste condizioni, certo. Cioè una volta, 2 all'anno, in certi punti localizzati del prato particolarmente ristagnanti, particolarmente umidi, bisogna farlo. Si può fare. E io ho appena dato il concime e piove continuamente. Cosa succede? Allora, qui sarebbe da dire tante cose. Se avete usato, come io spero, un concime di qualità, vedasi prodotti GeoGreen, potete stare relativamente tranquilli, perché i concimi GeoGreen hanno una tecnologia interna che gli consente di resistere al dilavamento, cioè alla tanta acqua, a non farsi, sciogliere così rapidamente. Viceversa, molti altri concimi, magari a più a basso prezzo, che vengono proposti o promossi come magari concimi da prato, magari non lo sono, con l'acqua si perdono, vanno a finire nelle falde, da lì nel fiume, da lì nel mare, e poi noi ci nuotiamo in mezzo, insomma. Quindi se posso dare un consiglio, soprattutto nelle stagioni potenzialmente più piovose, usate assolutamente concimi cosiddetti a lento rilascio o a lenta cessione. Costano un po' di più, ma vi garantiscono un risultato assolutamente maggiore. Alla fine costano meno. Succede che la piovosità dura per 15 giorni, il prato continua a crescere, ma quando posso tagliare l'erba? Chiaramente per un paio di settimane in questa stagione non tagliare il prato è un problema, perché il prato con le temperature buone, con un po' di concime che ha preso prima e con l'acqua cresce. Come si interviene alla fine di questo periodo piovoso tagliando? Molto semplicemente, la regola è sempre la stessa, si deve intervenire appena è possibile entrare, ovviamente, quindi non su prati fradici ancora pieni di acqua, ma appena si può intervenire con un'altezza di taglio un po' più elevata del normale, perché il prato sarà cresciuto in proporzione, noi dobbiamo abbassare secondo una regola che ormai credo tutti sappiate, quella dell'1/3, cioè non si può asportare mai dal prato più di 1/3 dell'altezza totale di quel prato. Pena la rovina del prato, o lo stress, o il disseccamento, il diradamento. Rispettando questa regola si entra la prima volta un po' più alti e il secondo taglio non si farà aspettando i canonici 7-10 giorni, ma si interverrà un pochino prima, magari dopo 5 giorni, abbassando ulteriormente di una tacca. Quindi devo riportare indietro pian pianino. In questo modo noi abituiamo all'altezza precedente alle piogge il prato senza stress. Bene, allora abbiamo capito se piove molto e ci sono dei ristagni, quali sono le cose principali da tenere in considerazione. E quindi a questo punto ciao a tutti e buon taglio.